Nella Sardegna attraversata dal carnevale il fascino antico delle maschere della tradizione. Al Muraz di Samogheo la mostra fotografica di Antonio Baldino racconta in una serie di scatti quelle principali del centro Sardegna, nel paese dove ogni anno è a Maimone a riproporre la rappresentazione dei riti legati alla cultura agropastorale. Lui rappresenta San Maschera del Sommatore, ed è vestito con un cappotto di orbacee, gambali e cazzollo di orruppo e un bastone come mazzuola. Tiene con la mano sa gioghita che lega a Surzu, lui e Surzu sarebbe l'anima sacrificale, e poi abbiamo su Mamuzzone. 3 maschere per il carnevale di un intero paese, con i costumi di pelli caprine, i pantaloni in velluto, i gambali, i campanacci e i particolari copricapi. Il copricapo fatto in sughero, con le corna sempre caprine, però lui ha soltanto le corna senza la testa. A differenza del suo Mamuzzone, lui ha sulla testa proprio la testa intera del caprone con le corna attaccate. A Samogheo il carnevale è occasione di scambi culturali, anche con penisola ed estero, con visite poi ricambiate, alla ricerca di tratti simbolici comuni, nella riproposizione del rito della rinascita della natura. Il nostro rito carnevale rappresenta un rito dionisiaco. Vita, morte e rinascita. E sono tradizioni che noi abbiamo conosciuto così e che continuiamo a portare in questo modo. E i ragazzi che verranno dopo di noi faranno lo stesso. Se Dio vuole avranno voglia di continuare sempre.